Benvenuti tifosi del Napoli. Se siete nuovi qui lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Forza Napoli sempre! Al termine della gara contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini interverrà nella sala conferenze di Maradona per rispondere alle domande della stampa. Abbinamento quasi perfetto con l'azione per tenere fuori Retegui? Sì, una partita quasi perfetta perché giocare contro il Napoli in questo momento e in questo stadio per noi è una grande prova di personalità. La vittoria in Europa League ci ha dato più autostima e fiducia, anche in un ambiente così difficile che abbiamo fatto una prestazione neutrale rispetto al genere. Questo non può che farci piacere. Spazio per la crescita? Il nucleo è molto forte perché l'anno scorso abbiamo simulato l'EL e abbiamo vinto la Champions League giocando ogni 3 giorni. Abbiamo perso Cup, ma sono arrivati tanti giocatori. Il più veloce ad aggiungersi è stato Retegui. I nuovi determineranno quanto saremo competitivi. Atalanta dallo scudetto? Mancano 27 partite. Se secondo te l'Atalanta è campione. Però le partite sono tutte diverse. Non so se riusciremo sempre ad avere una stoffa così forte. Un po' con altri giocatori, andremo avanti, ma vedremo più avanti. Quanto è importante avere un portiere e un difensore così? Le squadre importanti hanno bisogno anche di un portiere importante. Oggi non abbiamo sofferto molto. In generale una difesa un po' disordinata e molto criticata, ma era solo l'inizio della stagione. Siamo concreti. Siamo stati molto precisi in fase difensiva, anche quando il Napoli ha portato altri attaccanti. Se difendiamo così abbiamo speranza di essere competitivi. Si aspettava che emergessero i tanti problemi della difesa del Napoli? La pressatura è una delle nostre caratteristiche. Giochiamo insieme da anni, abbiamo conoscenze e forse una squadra che sta insieme da meno tempo ha bisogno di più prove. Dal punto di vista tattico abbiamo il vantaggio di giocare insieme a lungo. Cosa hai visto di diverso rispetto al Napoli dello scorso anno? Le partite non si vincono con una cosa, non si vincono solo con Lookman. L'altra arma era impossessarsi della palla a centrocampo. Quest'anno il Napoli era in un momento difficile, quella partita ci ha dato lo slancio per la Champions League. Questo Napoli è un'altra squadra, ha i giocatori dello scudetto e ha portato giocatori di valore facendo grandi acquisti come Lukaku e Tominay. Crescerà con il lavoro di Conte e potrà essere competitivo nel campionato nel tempo. Qual è la tua opinione, tifoso? Chi è stato responsabile dell'imbarazzo nella partita di oggi? Lascia la tua opinione nei commenti, metti mi piace al video e iscriviti al canale Forza Napoli.